Allora anche è sabato, il 28 di maggio, alle due botte, dai 1761 metri del santuario di Castelmagno, che lei lascia la macchina un paio d'ore fa, sono arrivato fino a sì ai 2647 del Monte Tibert, marciando per 2 ore. L'occasione del video d'Anchei è una roba che con sono c'entra ben poco, nel senso che un po' che tempo fa una madama argentina ma d'origini piemontese alla via la San Commenta insieme al blog dicendo che chi là ai piace lei il piemontese ma più ancora ai piace senti che dunque parla piemontese probabilmente perché ricorda le sue radici, la mamma e si robe sì. Allora come chi frequenta il blog sì mica tanta sa eh, ogni tanto mi butta insieme di video che parla di robe differenti in cui parla un po' vorrei parlare della montagna e del senso di arrivare fino a sì. Ieri sera stai la singat classe della mia città, una pizzata come si dice, ok? A 11 ore che cosa ero a casa, mi viene una mezza idea di me sì e poi lei decide a 11 e mezza lei più la macchina sono partite un po' tira la piatta un po' prima per lei. A vedere una cosa drolla, però lei pensa se lo fa adesso, domattina desvierai tardi, lo farai pinan e insomma a 20 felo, a 20, neanche a 20 ma ampia sfero e quindi lo fa bene che dispiace se la famiglia e si robe lì, però ne sia importante perché si pensa su un piper, come dirai, più avanti. Purtroppo sì, è un po' nebbia, sotto era un sole, non bello, ma era il sole. Sì, era nebbia, ma pazienza, nuvole, vabbè, non caie, fa niente. E comunque stamattina sono sortito qua, dalla piata, sono passato a salute Giovanni, e perché la salute è importante, è una forma di rispetto. E quella bella canzone di Gian Maria Testa, che butterà in T-Link, che parla proprio di son. 2 parole, 10 minuti, poi sono più alla macchina, 1 chilometro, sono passato davanti al rifugio di Vilma e Marcello e Piera. E era la macchina di Vilma, dove che ferma non, per non, va bene, non piace non. Allora, va salute Vilma, fumo 2 parole anche con Chila, è una cosa bella, no? Fa piacere perché fa, come dire, un senso di comunità, d'appartenenza a una terra, al mondo forse, sai no? Poi penso, invece stai un po' lungo perché ero il camion che portavo sul vacche e bestie, e quindi la strada è stretta, ma devo aspettare, era un po' di fila, vabbè, fa niente. Riusciamo a messo a Santuari e poi la macchina e va via. E va su. Posè la macchina al santuario, col santuario, il camposanto del santuario. Allora, che cosa che sai ne spieghi bene in parole, probabilmente saprei neanche spiegare un italiano e ancora di meno un piemontese, ma è come che cosa di magic, e mystic. Allora, potrei dire con Auerbach, con quel bel libro, come dicevano, quel bel libro, studi sudante, difficile, un libro che prima o poi avventa che lesa, torna e cerca di capire un po' di più. Comunque che la parlava della figura, la parlava Dante naturalmente, ma c'era il riferimento per trasporre tante robe, per esempio a quel camposanto lì che aveva dormire per 4 generazioni almeno, e che senti un po' sconti e quel, come di, col camposanto, col santuario, su una figura da pace interiore, dell'equilibrio, del balance. E la stessa roba vale per esempio per la stua, la piata, stamattina hai fatto colazione, come sempre quando sono lì, viscando il feu della stua. E anche loro hanno che cosa da tranquillità e pace. E anche in sia, alla fine la stessa roba, e va in sì, pa per fare niente, va in sì, il monti su, poi alla fine cade giù, come prima, pa cambia niente. Ma come di insegno, vitalità di si vive, fa robe. Penso per esempio a papà e mamma, che per pinenfesi così sia, fanno difficoltà a marciare. E allora penso che da una generazione, anche me sarai, se arriverai in quelle condizioni lì, allora mi sia le insegne di si vive. Ma che sono semplicemente mi sia respirare, poi comunque sì, i pensieri sono
sono più pulita, sono spulito, come di i pensieri, a spulito perché se dà di problema, i problemi si riescono a arrivare, parei, a resto laggiù in la piana, e quindi vai siete, sta tranquillo, niente, poi cale giù, è come prima, è la stessa roba, a cambia niente, ma è come dire, una giornata pulita è testa, la testa spulita, i pensieri spuliti, perché sì, l'aria è pura, l'acqua è pura, la montagna è una cosa pura, sclinta, è una cosa bella, è per l'on che va, per un segno di vitalità, niente, poi la storna giù e finito tutto, boh, tutto lì, boh, ciao.